Quali sono gli alimenti che possono ridurre il nostro rischio cardiovascolare? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e in questo video vi parlerò di questo argomento perché si è recentemente concluso il congresso nazionale della Società Americana per la Nutrizione, nel quale sono stati presentati diversi interessanti risultati. In particolare vi vorrei parlare di uno studio che ha seguito quasi 200.000 persone per diverse decadi e che ha messo a confronto i due regimi alimentari che vengono più consigliati nelle diete, che sono quello a basso contenuto di carboidrati oppure a basso contenuto di grassi. Questo studio ha raccolto diversi dati provenienti sia dai questionari di benessere sia da esami ematochimici, controllo del peso e tanti altri fattori. I risultati dello studio hanno dimostrato che la cosa più importante non era la scelta del regime alimentare a basso contenuto di carboidrati piuttosto che di grassi, ma la qualità del cibo che veniva assunta. Se il cibo era di qualità, la riduzione del rischio cardiovascolare poteva arrivare fino al 15% in entrambi i regimi dietetici. Adesso andiamo a vedere qual è questo cibo di qualità. Gli alimenti che possono ridurre il nostro rischio cardiovascolare sono i cereali, soprattutto quelli integrali, la frutta, la verdura, la frutta secca, anche e soprattutto le nocciole, ma anche noci e mandorle, e i legumi. Veniamo invece agli alimenti da cercare di limitare il più possibile. Questi sono principalmente i cereali raffinati, sono quei cereali in cui viene eliminato il guscio esterno, il germe, e così perdono la maggior parte delle fibre, delle vitamine e dei minerali, a differenza invece dei cereali integrali in cui tutto ciò viene conservato. I cereali raffinati sono principalmente la pasta, il pane, i crackers, tutti quegli alimenti che vengono sì prodotti dai cereali ma subiscono questo tipo di lavorazione. Un altro alimento da limitare il più possibile sono le patate. Queste sono le uniche verdure, in realtà sono dei tuberi che non vengono raccomandati all'interno delle diete perché contengono molti amidi che contribuiscono a aumentare i livelli di glucosio in circolo e purtroppo non vanno bene né al forno né lesse né tantomeno fritte. Veniamo infine al grande gruppo dei prodotti di origine animale. Tra questi quelli che andrebbero più ridotti sono soprattutto le carni rosse, specie se processate come nei salumi, negli affettati, ancora i latticini prodotti da latte intero e i formaggi stagionati, il burro è un altro alimento che dovrebbe essere limitato, e ancora il tuorlo dell'uovo, cioè soltanto la parte rossa che è quella che contiene più grasso. Invece i prodotti di origine animale che vanno bene sono soprattutto il pesce, specie se azzurro, ancora le carni bianche, pollo e tacchino, e i latticini magri. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube, dove potrete trovare tanti altri argomenti di cardiologia. Grazie e buona salute a tutti!